Rischio sismico. Innanzitutto, un terremoto burocratico. In Veneto viene alzata la fascia di rischio per 186 comuni, di cui 76 vicentini, con un passaggio di zona da 3 a 2. Dalla A di Altissimo alla Z di Zugliano, compresi Vicenza e Bassano del Grappa, il 66,6% dei comuni vicentini viene classificato a un livello più alto di rischio sismico. Le conseguenze sono appunto innanzitutto burocratiche, visto che giustamente viene richiesto un innalzamento degli approfondimenti urbanistici evasi dal Genio Civile. Peccato che gli uffici del Genio Civile, a quanto pare, potrebbero contare su pochissimo personale, quindi siano quasi al collasso, e l'ufficio difesa del suolo della Regione Veneto, cui spetterebbe un altro fondamentale parere, avrebbe un organico di un solo dipendente. Il tutto a ricaduta finisce su privati e comuni. Se le pratiche di approfondimento urbanistico vengono evase lentamente, vanno di conseguenza a rilento anche i lavori per sistemare palazzi, centri urbani e piazze. Insomma, interventi immobiliari e piani urbanistici rischiano di andare a rilento, se non addirittura di saltare con relativi progetti e investimenti. Di qui l'interrogazione presentata dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Veneto, Giacomo Possamai. Qual è il problema? Il problema è che la Regione da un lato ha fatto questa riclassificazione sismica, un provvedimento giusto di protezione per i cittadini, e dall'altro però non ha dotato del personale il Genio Civile e la Regione stessa, i geologi che queste pratiche devono esaminare. E il risultato è che in questo momento ci sono centinaia di pratiche ferme, che rischiamo di perdere investimenti importanti, pubblici con il PNRR e privati di cittadini che vogliono investire. Questo perché la Regione non ha proceduto. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere velocità, per chiedere di procedere immediatamente con le assunzioni e con uno sblocco burocratico, perché il rischio è veramente elevato.